si prevedeva una nuova perimetrazione, cioè di fatto si sarebbe ridotto il parco a qualche piccola parte di quello che adesso. Per fortuna invece c'è stato uno stop e anzi parrebbe che i confini si allarghino di un po'. C'è soddisfazione da parte di Legambiente per la decisione della Regione di bloccare il progetto che voleva modificare i confini del Parco Colli Euganei. Decisive per la retromarcia le opinioni dei 15 primi cittadini dell'area consultati dall'assessore all'ambiente Cristiano Corazzari. Il problema dei cinghiali è evidente, sottolineano gli ambientalisti, ma la soluzione non è modificare i confini del parco e permettere la caccia indiscriminata. Ci vuole un approccio scientifico. In realtà noi non vogliamo solo difendere l'esistente, ma lo vogliamo anche migliorare. Tra l'altro prossimamente andrà in discussione la legge 143, che non è più una questione di confini del parco come abbiamo discusso fino adesso, ma si andrà proprio nella sostanza. Ecco, questa legge, per come sta venendo fuori, non ci piace. La manifestazione quindi si farà perché le sorti del Verde Veneto sono ancora in gioco. Il vero nodo rimane sempre il disegno di legge 143, quello di riordino dei parchi regionali, che di fatto va a smantellare i piani ambientali vigenti nei parchi regionali.